A oltre 100 anni dalla morte, Conf Cooperative ha dedicato un libro alla figura di Eugenio Caneva, il maestro elementare di Collina di Forni a Voltri che nel 1880 fondò la prima cooperativa del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa, resa possibile dalla collaborazione con gli eredi, il Circolo Eugenio Caneva di Collina e numerosi collaboratori, ha consentito la trascrizione integrale delle memorie manoscritte di Caneva, preziosissima testimonianza degli albori della cooperazione, nonché della vita sociale ed economica di una comunità di montagna sul fine dell'Ottocento. Il volume, impreziosito dai contributi di Adriano Del Fabbro, Enrico Agostinis, Marco Bovolini, con la trascrizione curata dalla ricercatrice Michela Giorgiutti, è stato presentato sabato 26 settembre a Collina di Forni a Voltri, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Il presidente di Conf Cooperative FVG, Daniele Castagnavitz, ha voluto donare copie del libro alla locale biblioteca civica.